È morto alle zattere, colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo poco dopo un borseggio. A Venezia lo conoscevano col soprannome di Mica. Nella pagina dei veneziani non distratti, che segue passo passo le vicende dei cosiddetti pickpocket e in cui veniva spesso citato, attorno a mezzogiorno era apparso un post in cui veniva nominato nuovamente, assieme ad altri, come autore di un furto ai danni di una coppia di anziani in zona Frari, in cui si specificava che nella refurtiva c'erano anche documenti e farmaci salvavita. L'infarto è arrivato circa un'ora dopo alle zattere. L'intervento immediato dei soccorsi, il personale del SUAM 118 con l'ausilio di un defibrillatore è risultato vano. Il fenomeno dei borseggi e il loro contrasto rimangono un'attività quotidiana a Venezia. Appena il giorno prima la Polizia di Stato aveva condotto una nuova azione, in particolare in Calle delle Balotte a San Marco. Erano state fermate e controllate due giovani, entrambe con precedenti per borseggio, uscite da un negozio di abbigliamento con una grande borsa che conteneva abbigliamento intimo, profumi e creme per un valore sopra i 250 euro. La maggiorenne era stata arrestata mentre la più giovane era stata associata ad una comunità per minori. La sera invece un gruppo di 5 borseggiatori, 4 uomini e una donna, erano stati denunciati dalla polizia locale. Gli agenti li stavano tenendo d'occhio, prima mentre a ridosso dei distributori automatici degli imbarcaderi di Piazzale Roma cercavano di carpire i PIN delle carte utilizzate per acquistare i biglietti, poi mentre erano alla ricerca di vittime tra chi aspettava gli autobus. Infine, e qui sono stati bloccati e denunciati in flagranza, quando dopo aver circondato due anziane della provincia di Padova che attraversavano a piedi il piazzale, uno dei borseggiatori è riuscito ad aprire la cerniera della borsa a tracolla portata da una delle due per derubarla.